Cadavere di un migrante ritrovato a Porto Empedocle. Nella serata di ieri una motovedetta della Guardia Costiera Empedoclina ha recuperato un corpo a 12 miglia dal porto di Porto Empedocle. Il corpo è di un uomo robusto e di origine subsahariana, probabilmente è morto per annegamento o ipotermia nel canale di Sicilia. L'ipotesi accreditata che sia uno di quei migranti deceduti nel naufragio di Lampione dello scorso 18 marzo. In quel frangente vennero recuperati 10 superstiti e ben 7 corpi senza vita. Il cadavere è stato trasportato nella camera mortuaria del cimitero di Porto Empedocle. Toccherà ora alla polizia scientifica eseguire gli esami per la catalogazione del DNA dell'uomo. Intanto a Lampedusa sono sbarcati 100 migranti col mare in tempesta nella notte fra sabato 29 e domenica 30 marzo. Nel dettaglio, i migranti provengono dal Pakistan e dal Bangladesh, sono riusciti a raggiungere la costa di Lampedusa nonostante il mare in tempesta, nonostante la stanchezza e le difficoltà affrontate durante la traversata. I migranti sembrano essere in buone condizioni.